Racalmuto, la prima tappa del tour siciliano di presentazione di Malerba, di Carmelo Sardo e Giuseppe Grassonelli. Sì, per me questo è un momento comprensibilmente di grande emozione, perché dopo aver tastato piazze autorevolissime da un punto di vista anche letterario come Mondadori in Duomo a Milano, Mondadori a Pianuova a Roma, il Maschio Angiolino a Napoli, il Festival internazionale della mafia, dei libri di mafia di Lamezia Terme, arrivare insomma nella mia provincia, tu comprenderai, è sempre un motivo da un lato di grande orgoglio, dall'altro anche di grande emozione. Perché questo è un libro abbastanza impegnativo per i temi che affronta, e presentarlo nella provincia, nei luoghi dove tutto è accaduto, assume, come tu immaginerai, un significato abbastanza importante. Poi peraltro qui siamo a Racalmuto, e Racalmuto non a caso è stata una delle tappe criminali della guerra di mafia tra Stigia e Cosa Nostra, e quindi anche qui questa terra racconta tutto quel fiume di sangue di quell'epoca. Malerba riduttivamente non è un libro di mafia soltanto di mafia, è un libro di morte provocata e morte ricevuta, di vita vissuta, sesso, gioco d'azzardo, lusso, e di vita spezzata. Giuseppe Grassonelli è in carcere da 22 anni con la prospettiva delle fine pena mai. È un libro ricco di sfondo sociale, del valore della vita. Ecco, mi fa piacere che tu abbia colto tutti questi aspetti, perché ridurlo a un mero percorso di fatti di mafia non fa giustizia al recupero della persona Giuseppe Grassonelli. Giuseppe Grassonelli è un uomo che è rientrato nella legalità, perché uno che ha sbagliato, viene condannato all'ergastolo e sconta con la dignità con cui la sta scontando la pena, Giuseppe Grassonelli è un uomo che è rientrato nella legalità e quindi merita tutte le attenzioni del caso. Non è soltanto un libro di mafia, è principalmente la storia di un ragazzo che si ritrova coinvolto in una guerra di mafia, che non capisce cosa stia accadendo, che non sa, e io devo credergli quando lui mi dice che a 20 anni non sa che qualche elemento della sua grande famiglia, per grande si intende numerosa, come si dice alle nostre parti, s'annacava, non sottostava alle regole di Cosa Nostra, voleva fare di testa propria, aggiungiamo pure voleva essere come una sorta di cane sciolto, e quindi sappiamo che chi non si assoggetta alle regole di Cosa Nostra in qualche modo lo punisce. Comincia tutto così, e immaginate un ragazzo di 20 anni che si ritrova coinvolto in una strage di mafia dove gli uccidono sotto gli occhi il nonno, lo zio, un cugino, un altro parente, 2 vittime innocenti, lui stesso resta ferito. A quel tempo noi cronisti dell'epoca non sapevamo che ci fosse in quella strage Giuseppe Grassonelli rimasto ferito. Lui viveva in Germania, era rientrato per fare il servizio militare, viveva in Germania da quando aveva 16 anni, a 20 anni rientra per il servizio militare, i killer di Cosa Nostra vanno a scovarlo pure in Germania. A quel punto dice: ma perché vogliono morto anche me? Perché stanno continuando ad ammazzare i Grassonelli? Torna giù, si documenta, parla con suo padre: perché mi avete nascosto tutte queste cose? E a quel punto fa una scelta che oggi, col senno di poi, è chiaro che è una scelta sbagliata, quella di non andare in una caserma di carabinieri e dire: vedete che mi vogliono morto. Ma lui a quel tempo dice che era convinto che lo Stato e la mafia fossero la stessa cosa, una convinzione nella cerbezza dei suoi 20 anni, e per questo questa convinzione ha determinato la sua scelta violenta. Ma quell'uomo, dopo che uccide tutte le persone che hanno sterminato la famiglia, quasi si consegna, aspetta che lo vengano a prendere in una villetta vicino al mare di Porto Empedocle, ed è stata quasi una liberazione per lui, perché lui sapeva, aveva messo in conto che era ricercato da Cosa Nostra per mandarlo sottoterra e dallo Stato per mandarlo nelle patrie galere. Da 23 anni è un detenuto che non ha mai visto l'aria oltre le sbarre, neanche per un'ora, neanche per un minuto, e sarà così il resto della sua vita, perché lui ha subito l'ergastolo ostativo, e lui per primo, e concludo, dice: è bene che io paghi fino in fondo il mio debito con la giustizia. Ma questo è un uomo che è entrato in carcere semi-analfabeta, ha cominciato a leggere, a studiare, si è laureato, 110 lode in lettere moderne all'Orientale di Napoli, e mi ha consegnato la sua storia, non a caso a me, perché io a quel tempo, facendo il cronista, andavo a raccontare
la morte che lui seminava e distribuiva nei vari angoli della Sicilia. Era il suo agente segreto, come scrivete nel libro. Lui mi ha ribattezzato agente segreto perché, lo chiariamo per evitare che sorgano equivoci, perché lui, dove passava lui, dico sempre io, con i suoi mitra, arrivavo poi io con l'operatore e il microfono a raccontare quello che era accaduto. Lui nel frattempo correva a casa, aspettava il TG di Teleacras, alle 20:10 puntuale partiva la sigla, aspettava il primo sommario, aspettava il mio servizio per dire sì, l'ho ucciso, gli investigatori stanno battendo questa pista piuttosto che un'altra. Quindi io inconsapevolmente lo informavo sulle sue malefatte. A Racalmuto, nell'atrio del Palazzo Comunale, in occasione della presentazione del libro Malerba di Carmelo Sardo e Giuseppe Grassonelli, l'autore Carmelo Sardo ha conversato con il collega giornalista e scrittore Gaetano Savatteri, originario di Racalmuto, che ha scritto di mafia in molti dei suoi libri, in alcuni casi traendo spunto dalla prima strage di Racalmuto nel 1991, quando Giuseppe Grassonelli fu tra i killer e Diego Di Gatti, fratello di Maurizio Di Gatti, una delle vittime. Storie che si intrecciano. La prima in Sicilia della presentazione del libro Malerba di Carmelo Sardo, Gaetano Savatteri. La disgrazia ricevuta da Di Gatti qui a Racalmuto fu ad opera di Grassonelli, che è il protagonista adesso del libro di Carmelo Sardo. Sì, perché le vicende mafiose di quegli anni, a cavallo fra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, si incrociano tutte. Gli Steggari erano uniti fra di loro, Sole, Grassonelli ed altri. Cosa Nostra si coalizzò contro questa offensiva di Steggari, e quindi c'è soprattutto uno spaccato generazionale, ragazzi che a quei tempi avevano 20 anni, che presero la strada della violenza e della vendetta, come racconta Grassonelli, come racconta Alfredo Sole, e che adesso nel carcere queste due storie parallele hanno studiato, hanno cominciato a leggere, hanno capito, pur non collaborando con la giustizia, di avere fatto l'errore più grande della loro vita. Credo che siano storie che spiegano ai giovani, a tutti noi, come quella strada della violenza e della vendetta non portasse da nessuna parte. Giuseppe Grassonelli rappresenta quasi l'eccezione alla regola negativa secondo cui le carceri italiane non riabilitano i detenuti, anche se per Grassonelli, nonostante la ampia riabilitazione, la laurea in 110 lodi, adesso il libro di successo con Sardo, Malerba, la prospettiva è il fine pena mai. Questo hai ragione tu, perché in effetti ci sono dei casi, noi naturalmente conosciamo quello dei mafiosi, ma ci sono tantissimi altri casi di persone condannate che dentro al carcere hanno la possibilità di riflettere su quello che hanno fatto e anche la possibilità di trovare una strada diversa. La questione è che per i detenuti di mafia, che anche hanno dimostrato in qualche modo un ravvedimento, la legge oggi impedisce di ottenere benefici, permessi, di ottenere sconti di pena come per gli altri condannati. Penso a quelli del terrorismo, la gran parte sono tutti fuori. Ecco, probabilmente questa è una cosa sulla quale bisognerebbe riflettere in questo momento, anche se è molto complicato, perché appena si tocca la parola mafia, un condannato per mafia, scattano naturalmente le precauzioni, le giuste prudenze, gli allarmi. Ecco, però su questi casi specifici forse una riflessione in più bisogna farla.